Siamo davanti a Santa Maria delle Grazie. Sì, andremo a vedere il cenacolo. Non è mica facile andare a vedere il cenacolo perché c'è talmente tanta richiesta che è difficile, insomma, avere l'accesso. Quindi prenotate e potrete entrare in gruppetti molto ridotti di 20-25 persone e stando lì con Leonardo e il suo cenacolo per un quarto d'ora. E io mi intrufolo in uno di questi gruppi turistici. Mi sono anche inciampato in un giapponese. E finalmente si entra. È impressionante. Tutti tacciono davanti al capolavoro. E adesso anch'io che cosa dico? È difficile dire qualcosa su Leonardo. Le parole non si trovano. Quali sono le parole che si possono dire? Alcune parole chiave possono essere scienziato, artista, ingegnere, scenografo, anche uomo di teatro, uomo di teatro. Sempre scienziato, studiava la natura e studiava le leggi della natura e poi traduceva queste ricerche nelle sue opere d'arte ed è per questo che quando si viene qui c'è sempre qualcosa di noi dentro quelle figure, perché qui sono rappresentati tutti i caratteri umani, no? Gli apostoli si alzano, si muovono, puntano il dito, si arrabbiano, gesticolano, piangono. Quindi tutte le situazioni umane, anche i sentimenti umani, per il pittore sono rappresentabili come è rappresentabile l'ottica, l'acustica, il movimento. È sempre frutto di uno studio. Ed è questo il grande genio che ci colpisce e in questo Leonardo è moderno. L'altro elemento che spicca in tutto questo, almeno per me spicca, è quella porta, quell'architrave che è stato fatto proprio sotto i piedi di Gesù. Sì. Cioè, ho notato i piedi, non lo sapevo che c'erano i piedi. Abbiamo i disegni preparatori dei piedi di Cristo, per cui era completo. La porta infatti è stata tagliata in un'epoca irriconoscente nei confronti di Leonardo, nel Seicento, quindi in un'epoca più tarda. C'è un movimento dei piedi che rappresenta tutto quel movimento dell'uomo nella rappresentazione degli affetti. Veramente. E così come le mani. Le mani poi sono strepitose. Tra l'altro, ma quante mani ci sono? Tante, e ogni mano ha una sua necessità, perché deve rappresentare un sentimento. Guardando bene, vedo solo ora che gli apostoli sono rappresentati a tre, perché lo stesso Leonardo diceva che le persone possono ascoltarsi solo se conversano 3 alla volta. Cosa sta dicendo Gesù in questo momento? Sta dicendo: uno di voi mi tradirà, e si riferisce appunto al tradimento di Giuda, che ha in mano il sacchetto dei soldi. C'è uno che dice sono io, l'altro che dice ma che facciamo? Quello che fa dice così. Non è possibile, ma cosa dici? Cosa ci stai dicendo? Cosa dici? È arrabbiatissimo. Ma che facciamo? Che facciamo? Io no. C'è uno che fa io no. E in questo modo Gesù è solo al centro della scena. Quindi questa che è una scena apparentemente statica, in realtà è un dramma teatrale molto forte. È vero che le figure che appaiono più tranquille in tutto questo, mentre gli altri si agitano, sono lui e la figura controversa di San Giovanni. Sì. La studiosa Vittoria Aziela ha detto che Leonardo dipinge davvero San Giovanni con i tratti somatici di una donna e lo fa volutamente. Leonardo infatti girava per le strade di Milano appuntando con schizzi le persone incontrate. Lui stesso scrive che San Giovanni ha il volto di Giovannina, un viso fantastico che ha visto all'ospedale di Santa Caterina. Dietro di me il cenacolo di Leonardo da Vinci. È diventato di più di quanto non lo fosse, famoso in tutto il mondo e molto desiderato dai turisti e dai pellegrini che vengono fino a qui e in silenzio se lo guardano, anche da quando Dan Brown ha scritto appunto il Codice da Vinci. Dan Brown ha identificato un mistero che c'è all'interno del cenacolo, ma ce ne sono forse ancora altri, perché la lettura un po' misterica di tutto quello che si trova nel cenacolo
porta a degli altri risultati. Addirittura qualcuno ha preso la foto del cenacolo e rovesciandola e mettendola in trasparenza l'ha sovrapposta. È venuto fuori qualche cosa veramente di sorprendente. Davanti alla figura di Cristo appare una cosa che potrebbe essere una coppa, un santo Graal. Si dice, no? Che c'è la presenza del santo Graal in questo dipinto. Che queste cose fossero pensate da Leonardo o no, o fossero casuali, però è molto strano che siano casuali, non lo sappiamo. Però certo, se lui le aveva pensate, allora siamo di fronte non solo a un genio, ma veramente a qualche cosa di non umano.